ci ha messo 32 anni la vita mia per capire come sarà una busta da spesa. Cioè 32 anni, voglio, l'ha già capito pochi mesi fa. Perché prima non ero capace, non riuscivo a capire come si faceva. Non sapevo come facevano questi caga, subito popò e arapevano. E io come uno struzzo 3 ore fino a che la cassa, a così, a colì, cioè con l'ogna, faceva, diceva. E niente, e non sapevo che la busta. Poi la roba già capito, non so come, non mi ho spiegato come perché non me l'ha detto nessuno, ma già capito che basta che uno sa che dita, così, fa così, però, e la busta sarà, poi, niente di più semplice. Ma io prima capisco fatto, cioè ci mise, mo c'avevo 32 anni, voglio, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto da 32 anni quanta figure di merda che ci fatto in dei supermercati? Quanta anziangulla che mi hanno fatto in dei supermercati? Quando la cassiera accoccia quella roba, accucciava quella roba, coppa che la e tu 3 euro là vicino ancora, i ragazzi rapiglia che la voce, mannaggia, che la rapida, che mero, e andando che la accucciava, e tu accucciava la roba, e tu, i ragazzi rapiglia che la busta, e ti sai l'anziangulla, e tu non volevi il tuo sguardo per paura che qualcuno stia guardando, ci guardano un po' a casa, caruto, manca una busta, se la fai rapire, ma con me. Allora tu, è proprio perché proprio è il fatto dell'uomo, cioè tu proprio vieni colpito proprio nel fatto di essere uomo, cioè ma possibile, io sono gomma, non so cazzi rapi c'è una busta, è una busta di merda, non anima, è una busta, cioè che come si fanno un po' a sconfiggere una busta, cioè non so e allora tu là si 3 ore così, fino a che la cassiera diceva, vabbè, non ti preoccupare, dammi qua. Cioè che la cassiera già sa che sei una casa caruta, già lo sa perché è abituato, ma c'ho a vedere casa caruta che non sa andare per bu. Era brutta, era una sconfitta, però quando la cassiera guardava e diceva vabbè dai, faccio io, non ti preoccupare. Che lo dicevo faccio io, non ti preoccupare, ma se pensare parlare per la casa che se n'è nato, che non sa per rimanere una bu. E tu ci facevi, sì, sai, scusa, non ci riesco, però intanto dentro ti dessi proprio distrutti, cioè perché è una sconfitta, voglio non sapere una busta da spesa, ma ci rendiamo conto, io ho fatto cose molto più difficili in vita mia, non penso cattivo, però, cioè, non lo so, voglio sta sfida con la busta è sempre stata una cosa brutta, triste, e purtroppo ci sono voluto 32 anni per capire come ci facciamo se aveva una busta, cioè io poi non lo so come l'ha già capito, perché adesso fatti male che dite, no? Nessuno me l'ha detto, ci sono arrivato con una chiusa, la forza dell'ispirazione, no? Perché poi non ci stanno tutorial in coppa YouTube, diciamo, ma tu stanno i tutorial in coppa YouTube come sarà per i bus, vabbè, no, ci stanno tutorial di tutti quelli cazzo la vita tua, però come sarà per i bus non ci serve un tutorial. Allora io oggi mi sono sentito e dicevo, guarda, mo chi si vede su video sa che basta che sa lì che dite, fa così e la busta e non evita di fare figure e merda che ci fatti in dei supermercati, tutti gli sconfitti morali, perché voglio una sconfitta morale quando tu stai andando e non sai rapire una busta, perché ti senti proprio veramente sconfitto nell'animo, quindi voglio chi si vede su video oggi saprà che busta sarà così, sa quanta gente ha già salvato, dice pure a te, tu che stai guardando su video dici guarda là io non sapevo la busta, non sapevo la pizza a busta, ma c'ero, e quindi ha già salvato pure a te da tutte quelle figure di merda che potevi fare, quindi che sei qua. Niente, che se voglio faccio fatto su questa specie di tutorial, ci chiamiamola così, è più uno sfogo che un tutorial, ho fatto come sarà per il busto, esclusivamente busto dell'MD, che fate visto, no, figuratevi sia Rirka, MD, ecco qua, che poi io ho sapito che spendere all'MD, niente, voglio, state buono.